Buonasera, Ivan del Comitato Centrale Cereal d'Ox. Alcune considerazioni, molte cose sono state già dette dagli interventi che mi hanno preceduto. Innanzitutto, io ho un piccolo impianto fotovoltaico, neanche 3 kW, e da 15 giorni sul contatore dell'Enel io vedo una scritta che scorre ed è: attenzione, pericolo di stacco, sovraccarico del 99,9%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le linee sono già sovraccariche di corrente. Vuol dire che almeno nella mia zona, in linea d'aria neanche 1 chilometro dalla Cereal d'Ox, corrente ce n'è in abbondanza. Partendo da qui, io dico che la Sigeco non ha nessun motivo di esistere, non ha nessun motivo di esistere anche altre centrali, certo. È tardi per muoversi, abbiamo preso coscienza tutti quanti, tardi, che il problema è grave, però non si può dire tanto, perché quando vediamo i nostri cari morire non possiamo dire tanto. Allora è giusto manifestare democraticamente, il nostro dissenso, perché io non so voi, ma io non voglio vedere morire i miei figli democraticamente, perché la democrazia ha permesso che queste centrali vengano autorizzate democraticamente. Gli sbagli ne hanno commessi tutti, a mio avviso, anch'io, anche noi dei comitati, perché se avessimo fatto dei presidi prima, già dalla Cereal d'Ox, forse il segnale sarebbe stato più chiaro, ma tant'è. Siamo già in emergenza idrica. In falda l'acqua salata ha superato l'Ison. Quindi se qualcuno va in falda per bagnare le viti si trova acqua salata. Cosa possiamo fare? Vorrei che l'assessore mettesse quella slide di cosa fare da adesso in poi. Io parto da una considerazione, da un fatto, non da una considerazione, da un fatto. Personalmente sono stato testimone di numerosi incontri fatte con le forze economiche, con le associazioni di volontariato, con tutti i partiti dell'arco costituzionale, con i parlamentari locali, e non ho trovato una persona, un soggetto che sia favorevole a queste centrali. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto che io porto in questa assemblea. E allora io chiedo all'amministrazione, chiedo a tutti i soggetti che ho appena citato che si uniscano, che ci uniamo
perché sono fortemente convinto che se andiamo alla Sigeco tutti uniti e diciamo signori non vi vogliamo, sicuramente ci penso non una volta ma 1000 volte. Si tratta di unire tutte quante queste forze. Io termino qui, grazie.